Bentornati e bentrovati a Storie. La nascita delle polis non coincide con la nascita delle città. Il mondo greco vede finire il Medioevo ellenico quando fiorisce questa nuova entità sociale e culturale che è profondamente diversa da tutte le entità che abbiamo conosciuto fino adesso. Non si parla infatti di città, ma di polis. Che cos'è la polis? La polis è il concepire le case di un villaggio non più come case indipendenti l'una dall'altra, ma come un'unica casa, e il concepire il potere dell'assemblea superiore al potere del re. Attorno a questi due elementi che sono di percezione e di autorità, nasce un nuovo organismo politico che ha tre caratteristiche importanti, comuni a tutte le polis dell'antica Grecia. La prima caratteristica fondamentale delle polis è data dal fatto che le polis sono governate dai migliori, dall'aristocrazia, gli aristoi. Aristos, chi ha studiato il greco sa che è un comparativo, è un superlativo di agazzos e vuol dire proprio colui che è migliore. Il migliore, l'aristos, i migliori, gli aristoi. Sono coloro che in qualche modo rivendicano di essere migliori per onore, migliori per fama, migliori per potere, migliore non per una ricchezza determinata dalla ricchezza personale, ma dalla terra, dall'avere la terra e di essere coloro che in qualche modo quindi sono i cittadini, coloro che hanno gli strumenti indispensabili per potersi mobilitare quando la polis è in difficoltà, quando è in pericolo. Quando la polis è in difficoltà e in pericolo bisogna avere le armi, coloro che possono comprarsi lo scudo, coloro che possono avere uno scudo, quindi sono loro i migliori, sono loro che governano le città. Ecco, le polis sono fenomeni aristocratici, non fenomeni di tutti. Le donne, gli schiavi e coloro che immigravano non erano cittadini delle polis. Le polis erano fatti dai migliori, dagli uomini maschi che erano in qualche modo in grado, capaci di procurarsi uno scudo e che quindi potevano garantire la difesa della città. Ma la seconda caratteristica delle polis è quella di essere indipendenti. Non si tratta di polis regionali, le polis fra di loro avevano dei contatti e salvo pochissimi casi, un caso fondamentale è la Macedonia ad esempio, dove lì si sviluppa una casata a livello regionale, ecco negli altri posti invece le polis sono indipendenti le une dalle altre e fieramente indipendenti le une dalle altre, hanno la stessa cultura, hanno la stessa sensibilità, hanno la stessa visione del mondo, ma hanno poteri politici profondamente diversi, sono quasi clan in competizione fra di loro, clan che in qualche modo fra di loro si affrontano. E la terza e ultima caratteristica delle polis è la disposizione urbana. Tutte le polis ruotano attorno all'agorà, alla piazza, al mercato. La piazza e il mercato è il punto centrale dove si fa la vita pubblica. La vita pubblica si fa lì perché è lì che si vede l'assemblea, è lì che l'assemblea, è lì che i cittadini quotidianamente si scambiano le cose, si scambiano i prodotti, è lì che vengono ricevuti nella piazza, alle porte della città, vengono ricevuti gli stranieri perché vendano i loro prodotti. Attorno alla piazza ci sono le case e le case portano con sé alle loro spalle dei terreni agricoli che vengono arati e coltivati in base a quelle che erano le proprietà. E quindi si disperdono nelle campagne. A Raggiera, la polis che però non era al centro della Raggiera, era nella parte più esteriore della città. Nella parte più esteriore della città c'era questa piazza, questa agorà, al centro dell'agorà si facevano gli scambi commerciali e alle spalle dell'agorà le case e alle spalle delle case i campi dove si perdeva, dove si disperdeva la polis che non aveva mura, non era fortificata, ma aveva qualcosa di fortificato, era l'Acropoli, la parte alta della polis, Acrospolis, la parte più alta della polis, dove avvenivano i grandi eventi sacri, lì veniva amministrata la giustizia, lì veniva resa giustizia agli dei, lì veniva resa giustizia agli uomini e lì c'erano i principali palazzi pubblici. Le Acropoli, ricordate soltanto l'Acropoli di Atene, erano quelle parti alte delle città dove si svolgeva la grande vita pubblica che lì sì aveva bisogno di essere fortificata e protetta perché da quella dipendeva, era il cuore pulsante da cui dipendeva il destino, il fato, la tyche, la fortuna di un'intera polis, di un'intera città. Senza contare che poi le polis normalmente erano collegate attraverso un corridoio murato a un porto. Il porto molto spesso non era nella città, ma era lontano dalla città e per arrivarci c'era questo collegamento fatto da questo camminamento in muratura che collegava la polis al mare vero e proprio dove approdavano le navi. Tutto questo garantiva alla polis di essere una città indipendente e autonoma e questo faceva della polis quello che noi conosciamo, una realtà territorialmente forte e viva che è pronta a costruire la storia della Grecia. Come e in che modo lo raccontiamo a Storie nella prossima puntata.